Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Viaggiando con l'Arte, la rubrica televisiva che vi porta nel territorio dell'Alto Trevigiano e Basso Feltrino alla scoperta dell'arte a 360 gradi. Siamo in compagnia del nostro carissimo amico Enzo Rossini, presidente del club Amici del Modellismo di Treviso. Siamo a Valdobbiadene e siamo in un'occasione speciale, la prima mostra del modellismo valdobbiadenese. Come tutte le nostre mostre, prima di tutto noi abbiamo un obiettivo, cerchiamo di raccogliere un fondo da offrire allo IOV. Lo IOV è l'Istituto Oncologico Veneto, si occupa di ricerca e di cura delle malattie del cancro, perché riteniamo che fare modellismo solo per il proprio piacere sì, sia bello, però deve essere anche utile a qualche cosa. Enzo, naturalmente la mostra è aperta, è libera, ognuno può girare come vuole, però per spiegare bene ai telespettatori facci fare un giro virtuale. Certo. E spiegaci cosa è esposto. Ok, allora praticamente il nostro gruppo non è un gruppo di modellismo a senso unico, nel senso che è aperto a tutte le forme di modellismo. Abbiamo gli aerei, abbiamo i treni, abbiamo le navi, abbiamo i mezzi a vapore, abbiamo le architetture, il navale, abbiamo di tutto. Noi adesso qui a Valdobbiadene, oggi e domani domenica, abbiamo in esposizione un buon gruppo di modelli sull'aeronautica militare, perché quest'anno c'è il plastico che ha una grande importanza storica per i veneti, per i friulani, per gli emiliani, per i toscani, perché riguarda una tratta di linea che attraversa l'ex Paludi Pontine, dove durante gli anni 30 sono state trasferite le popolazioni della Toscana, del Friuli, del Veneto e dell'Emilia Romagna, proprio per colonizzare quelle zone che erano appena diventate agricole, con grande importanza per i veneti. Poi abbiamo il wargame, abbiamo l'architettura, abbiamo i mezzi a vapore, abbiamo le navi, i valieri costruiti in legno, le navi costruite con il cartone, abbiamo architettura che riguarda il Veneto, quindi con l'Arena di Verona, il faro di Jesolo e così via. Raccoglie un po' tutto, ecco, la branca del Naturalmente sono invitate le famiglie proprio per attirare le famiglie. Dietro di noi abbiamo la chicca, i Lego, le mitiche costruzioni. Esatto. Per i bambini, quindi i bambini saranno contentissimi di vedere Certo. questi modellini. Gli orari di apertura di questa mostra, Gli orari Enzo? di apertura della mostra vanno dalle 9 alle 18 con una piccola interruzione intorno all'1 per poterci fare, anche noi mangiamo, e poi fino alle 18 di sera siamo qua per raccogliere fondi. A proposito di raccogliere fondi, diciamo subito che l'ingresso è di 2 euro a persona, i bambini non pagano, e chi vuole offrire di più è benvenuto, perché tutto quello che raccoglieremo, ripeto, andrà allo IOV di Castelfranco Veneto, per cui stiamo alla vostra buona volontà. Enzo, sicuramente un doveroso ringraziamento a tutte le associazioni e al Comune di Valdobbiadene per avervi aiutato. Ma certo, ovvio, noi all'inaugurazione abbiamo già ringraziato, ma vogliamo farlo ancora più in grande, e ringraziamo intanto il signor Murer, presidente dell'Associazione Trevigiani nel Mondo, i gruppi di Lions di Valdobbiadene e di Nervesa Tarvisium, ma anche l'associazione San Gregorio che ci ha fornito da mangiare durante questi giorni, e l'amministrazione ovviamente per ultimo, ma non per ultimo, comunale di Valdobbiadene, che ci ha dato gratuitamente questa magnifica sede. Grazie. E anche noi ci appelliamo al cittadino, al telespettatore: venite qui in questa mostra perché è bellissima. Un'ultima cosa, Enzo, poi ti lasciamo a dirigere gli ultimi preparativi. Sicuramente vorrai invitare i telespettatori appassionati di modellismo ad avvicinarsi alla tua associazione. Come fare? Allora, noi abbiamo un sito, lo trovate su internet, si chiama Gruppo Amici del Modellismo Treviso. Lì sopra ci sono gli indirizzi email per avere informazioni, oppure per rivolgersi a noi, e anche l'indirizzo telefonico. La mail info soci o info proprio per avere informazioni sulle iscrizioni e sulle attività del nostro gruppo, oltre ad essere sul numero della segreteria del gruppo. Grazie mille Enzo, grazie mille a tutti i tuoi collaboratori. Noi diamo appuntamento a tutti i telespettatori a Valdobbiadene, prima mostra del modellismo a Valdobbiadene. Viaggiando con l'arte, la rubrica che vi porta nell'Alto Trevigiano e nel Basso Feltrino
alla scoperta dell'arte a 360 gradi vi dà appuntamento alla prossima puntata.